Attenzione. Pronto? Buongiorno, chi è? La signora Anna Maria? No, signora Maria è smalata. A che vuole? No, e voi no, voi state bene? Sì, a che? Ma voi chi siete, la badante? Sì. Ah, come stai? Io sono il nipote, Enzuccio. No, tutto bene, ma signora Maria non capisce niente. Lo so bene, però l'importante è che tu le stai vicino, mi raccomanda, zia, Sì, va bene, tutto bene, non preoccupare, signore. Allora io lo so che lei non capisce, però mi Quando raccomando. io vicino mamma, nonna, Zia, tutto bene. Bene, sono contento. Mi ricordi Sì, tu sì, come sì. ti chiami? Sono dimenticato come ti chiami. Anna. Anna, che bello, veramente sei una persona splendida, Anna. Sì, tutto bene, non preoccupare. Appena vengo là io ti porto un bel gingerino, va bene? Va bene. Quanti anni c'hai, Anna? Fammi sentire. Presto 80. 80? No, ma tu. No, 70. Ah, mamma, nonna quando? Nonna lo so quanti anni ha, dico tu quanti anni hai, tu. 75. Tu hai 75 anni. Sì. Cioè, pensano poco, praticamente hanno messo a nonna che tiene a 16, così Anna Maria che tiene 80 e passa, e tu hai 75 anni. Giusto? Ma nonna 80, quasi 93. Nonna è molto vecchietta, però anche tu hai 75 anni, No, giusto? mamma, nonna sta bene. Lo so, ma tu però pure di 75 anni. Tutto bene. E meno male. Parliamoci, da quanti anni stai in Italia, mo, Anna? Italia 22 anni. E da 22 anni non ti hai imparato a parlare un po' in italiano? Vicino nonna. Lo so. Perché... Primo ottobre, 10 anni. Mamma mia, che bella cosa. Allora ti faccio... 10 anni sta qua. Cioè tu dal 1 ottobre hai fatto 10 anni che stai vicino a zia Anna? Sì. Che bello. Sei una persona splendida. Signor, io voglio presto. Sì, non ti preoccupare, Anna, adesso ti lascio perché vedo che stai là, che ti stai anche un pochettino facendo sotto e devi andare in bagno. Senti, Anna, prima che un'ultima domanda te la voglio fare, ma giusto per sapere, ma tu in tutti questi anni che stai in Italia, ma mi senti? Sì. Anna, in tutti questi anni che stai in Italia, la braciola di Cotena, qualche volta l'hai presa? Non ho capito. Il bracciolone di Gotica, capisci a me, qualche volta da tutto questo tempo che stai in Italia, sei sempre stato vicino a nonna, ma una volta a bracciolo di Gotica. No, una signora vicino nonna 12 anni. 12 anni prima di nonna. Dopo questa signora morta è venuta qua. Bene, ma praticamente stai aspettando che si muore perché giustamente vuoi rimani là tu, giusto? Sì. E io ti fate buoni i conti. E dico, mo che c'hai 75 anni non fa niente, però dico, quando eri più giovane, quando sei arrivato in Italia 22 anni fa, il bracciolone di Cotena l'hai preso qualche volta? No, va bene, okay, signor. Io voglio presto. Vai, non ti preoccupare, stai serena perché il bracciolone di Cotena non l'hai preso. Un bacio, Anna, ciao, bella.